Il Partito Democratico in Veneto vota Matteo Renzi, secondo 8 punti, 800 voti Gianni Cuperlo, staccati Filippo Civati e Gianni Pittella. Una vittoria netta in 5 province su 7, a Rovigo, travolta dallo scandalo tessere, non si è ancora votato. Un'analisi che lascia spazio a poche ombre, tranne Padova dove l'effetto ministro Zanonato e radicamento sul territorio di figure come l'onorevole Naccarato e il consigliere regionale Piero Ruzzante tirano la volata all'ultimo segretario dei giovani comunisti Gianni Cuperlo con una vittoria netta in città al 59% dei consensi. Il resto della regione va al sindaco di Firenze, 53% a Belluno, quasi il 49% a Treviso, 48% anche a Venezia, dove mancano all'appello alcuni circoli. Sorridono i renziani. Contento della svolta il sindaco di Treviso Giovanni Manildo, che nella Marca aveva dato vita a una sorta di Leopolda Veneta. Sono molto contento perché penso che Matteo Renzi possa rappresentare un elemento di discontinuità, di cambiamento anche all'interno del partito e il coraggio di affrontare i temi della politica con un linguaggio nuovo. Pungente il sindaco di Belluno Jacopo Massaro, scomunicato dal Partito Democratico. Direi che quello che emerge è in qualche modo una conferma, se vogliamo, rispetto a una certa tensione verso il cambiamento, verso la svolta che c'è anche all'interno del Partito Democratico, che forse arriva sempre un po' in ritardo. Soddisfatto per il risultato di Padova il coordinatore regionale della campagna di Gianni Cuperlo, Piero Ruzzante. Nel Veneto complessivamente abbiamo avuto un ottimo risultato nelle città, vinciamo a Venezia, pareggiamo a Vicenza e comunque in tutte le aree più urbane, che sono anche quelle più dinamiche, il risultato di Gianni Cuperlo è importante e ora la sfida. In attesa dei risultati di Rovigo, il conto alla rovescia per l'8 dicembre è iniziato.